Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa edizione del mattino di friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca, ne abbiamo già dato notizie all'interno della nostra pagina Facebook. Un brutto incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 8, lungo la tangenziale ovest di Udine, nel tratto che collega l'ex svincolo di Basaldella verso il casello autostradale di Udine Sud e la tangenziale sud. Per causa in corso di accertamento si sono scontrati tra loro una monovolume e un mezzo pesante adibito al trasporto di ghiaia. Nel violento impatto l'auto è andata distrutta e la persona a bordo è stata estratta con le pinze oleodinamiche da parte dei vigili del fuoco e trasferita in gravissime condizioni all'ospedale di Udine. La telefoto, come si dice in questi casi, parla da sola, ma secondo le ultime notizie non sarebbe in pericolo di vita. Chiaramente prognosi riservata, però quello che conta è che secondo le ultime notizie la persona a bordo della monovolume, di quel che resta della monovolume, non sarebbe in pericolo di vita. Andiamo alla Fantoni di Udine, foto di repertorio: incendio di una macchina utensile nella notte alla Fantoni di Osoppo, il sinistro è avvenuto intorno alle 3. All'improvviso, per causa in corso di accertamento, le fiamme si sono sprigionate dal macchinario. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco giunti da Udine e Gemona, che hanno spento l'incendio limitando i danni. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. La produzione comunque ha ripreso poco dopo. Andiamo a Talmassons per dire che la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha assegnato risorse pari a 79.000 euro al comune di Talmassons per gli interventi di ripristino richiesti dall'amministrazione municipale a seguito dei danni provocati dal maltempo nei primi mesi dell'anno in corso. La legge regionale, che disciplina la finanza locale della regione, ha previsto l'istituzione di un fondo il cui stanziamento è destinato a concorrere alla spesa che i comuni sostengono in relazione ad accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile verificatisi nel corso dell'anno, nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, e che non siano finanziabili con normali risorse di bilancio. Gli eventi piovosi, abbondanti e concentrati in un ristretto lasso di tempo nei primi mesi del 2021 hanno provocato gravi danneggiamenti a carico di un tratto della sponda della Roggia Almacca e all'adiacente carreggiata stradale. Il danneggiamento della sponda ha provocato il cedimento e smottamento di un tratto di circa 200 metri della strada comunale adiacente, che costituisce un importante collegamento del capoluogo alla frazione di Torsa in comune di Pocenia, e riveste notevole rilievo per l'economia locale, in quanto viene quotidianamente percorsa da un costante traffico locale anche di mezzi commerciali. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa del mattino. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.